questo brano il cui solista è questo ragazzo qui, non so come si chiama, Tore, come me, siamo tanti oggi Salvatore, complimenti, è eseguito proprio come detta nel canone della tradizione, perché questo è una preghiera cantata a Ninna Nanna, cioè la donna cullava il bambino col piede così, no? Come si chiama in sardo? Un balzi, la culla, e lavorava a maglia e ogni tanto si fermava per vedere se il bambino si era addormentato, tant'è vero che loro fanno delle soste e poi riprende perché il bambino si muove, non è ancora addormentato. Il coro col bombò imita il ballare della culla, è un brano tradizionale veramente bello. E sempre un altro brano tradizionale, Piulubè, che è una filastrocca barbaricina. Con le filastrocche a noi ci insegnavano a contare, ci insegnavano determinate regole, ci insegnavano anche qualche verso di poesia e quindi fa parte proprio della nostra tradizione. Voi portate quella barbaricina, in Logudoro esistono queste tradizioni però cambiate, come dicevamo poco fa, proprio dal linguaggio diverso. Non so se è previsto il solista anche qua, Piolubei, chi è? Sempre lui? Tore? E come si chiama? Il maestro. Il maestro è troppo umile, è difficile dirigere il coro e fare anche il solista. Complimenti maestro. Dove puoi salire? Perché? No, a te. Vai su. Aspetta, tu sei iniziato, dai, sono all'altro. Andate a fare che non sono tre. Come ti chiami? Alberta. Aspetta che Mentre veniamo iscritta là. Mi copi le foto. Poi me le facci. Perché mi fai le foto all'improvviso? Più europei. E adesso
un duro però fatto a passo d'orrao. È molto famoso questo brano, lo fanno in tutte le subregioni della Sardegna. Pensate che lo ha inciso Tullio d'Episcopo, so se conoscete l'artista, gliel'ha suggerito il suo percussionista che si chiama, il nome non sono sicuro, però il cognome si chiama Cariddu, ecco, e dice duro dai che si avvicina non mi mosa mai, messo che mosa la sacca vitella, perché se vuole la macca vitella ce la mangiamo tutti, eccetera eccetera. Quindi è anche una preghiera benaugurale per questa ragazza che si accinge ad entrare in società. Non so se sia previsto il solista anche qua, ed è sempre Argiolas, Ivano Argiolas. Passo d'orrao, tradizionale, barbaricino e anche sardo, il coro Parentes. Non è nemmeno lei, niente costume, i costumi mi rispondono male, grazie. Poi ci fanno un po' più non mi dire una cosa, sono quelli che stanno guardando. Vieni con me però. Il coro Borsalmento poi fa concluso con un capolavoro assoluto, altrettanto fa il coro di Islo, una canzone di straordinario impatto emotivo, una canzone che si perde nella notte dei tempi, qualcuno dice che addirittura subito post-uraggi la canzone finisce o addirittura punica, o quantomeno al massimo può essere romana, ma non dopo. È la danza di Desulo del loro paese, scoperto da Ennio Corrino,
che l'ha armonizzata a 6 voci dispari ed è stata per tanti anni la sigla del Gazzettino Sardo. Io la ricordo da ragazzino, però era soltanto musicale. Ve la propone adesso il coro Valentes nell'armonizzazione del maestro Ivano Argiolas, la danza di Leslo di Ennio Porrino.